Buonasera a tutti. Anche per questa puntata, Attuali Talk ospita uno spazio dedicato a Il Veneto, il periodico fondato nel 1888, edito dall'Associazione Identità Veneta e diretto dal giornalista e documentarista Matteo Venturini. La puntata di questa sera vi porterà all'interno della sanità e della medicina. Io vi farò percorrere un piccolo viaggio nel tempo, alla ricerca delle principali e delle più antiche innovazioni. Il Veneto, in particolare le università di Padova e la Repubblica di Venezia, hanno svolto un ruolo pionieristico nello sviluppo della medicina moderna tra il XVI e il XVIII secolo. Molte innovazioni fondamentali nate in questo contesto hanno rivoluzionato l'approccio alla cura e alla diagnostica delle malattie. Tra le principali invenzioni e contributi veneti alla medicina troviamo il termometro clinico. Fu creato dal medico istriano Sant'Olio Santorio, che era attivo a Padova e all'inizio del XVII secolo, quindi tra il 1600 e il 1700, inventò strumenti cruciali per la misurazione qualitativa e quantitativa dei parametri vitali, il termometro ad esempio per misurare la temperatura corporea e poi il pulsilogio che misurava la frequenza cardiaca. Santorio però sviluppò anche il concetto e la medicina statica, ideando una sedia dotata di bilancia, chiamata statera medica, che serviva per misurare le variazioni di peso del paziente nel suo corpo all'interno del tempo, dettando così le basi per quello che oggi chiamiamo metabolismo, e così riusciva anche a prevedere l'insorgere di nuove malattie. Altra invenzione è quella della quarantena. Per contrastare la peste, la Repubblica di Venezia istituì la pratica della quarantena, ovvero dei 40 giorni di isolamento. Siamo qui nel XV secolo, quindi nel 1400, e fu un'avanguardia assoluta nella sanità pubblica dell'epoca e perché anche riusciva nel controllo delle epidemie. Da Venezia torniamo a Padova, che viene considerata come la culla della medicina moderna. Andrea Vesalio, ad esempio, vi insegnò nel XVI secolo. Rivoluzionò l'anatomia con la sua opera De Humani Corporis Fabrica, basata sulla dissezione dei cadaveri e quindi non più solo sullo studio di testi classici e antichi. Sempre a Padova, inoltre, troviamo il primo museo al mondo di anatomia patologica. È stato fondato nel XIX secolo, quindi nel 1800, da Lodovico Brunetti. Lodovico Brunetti era docente all'Università di Padova. Dopo questo piccolo viaggio nel mondo, nelle curiosità della medicina antica, io vi saluto, vi auguro un buon Veneto giornale, un buon Veneto regione e una buona serata. Buonasera e ben ritrovati ad Attuali Talk, io sono Matteo Venturini e anche questa sera siamo in diretta su Caffè TV 24 che si raggiunge attraverso il canale 88 per il Friuli Venezia Giulia, il 112 per la Lombardia, l'85 per il Veneto Orientale, mentre per il resto dell'Italia 133 attraverso il digitale terrestre, freccia su appena compare il messaggio sulla sinistra, selezionare altri canali, poi Regione Veneto e appunto Caffè TV 24. Anche questa sera siamo qui a parlare di temi di attualità, quindi parleremo di sanità e medicina assieme ai nostri ospiti che ora vado a presentare e partiamo da Jacopo Cepparo. Buonasera a tutti, grazie per l'invito Matteo. Barbara Barzon, infermiera. Grazie, buonasera a tutti. Roberto Bellu, medico cardiologo. Buonasera. E i nostri ospiti presenti in studio. Ecco, come sempre, prima di partire con i nostri argomenti e le nostre domande, abbiamo il contributo del mio collega giornalista Alessandro Biz, che è qui in collegamento. Buonasera Matteo, un saluto agli ospiti e al pubblico che ci segue da casa. Questa sera parliamo di sanità, perché da qualche anno
stiamo vivendo una fase sempre più difficile. Siamo passati da un sistema considerato un'eccellenza a una realtà che oggi presenta criticità evidenti. E attenzione, non è tanto in discussione la qualità delle cure, quanto piuttosto la crescente carenza di personale che mette sotto pressione l'intero sistema. Quando ero giovane mi ricordo che il medico di famiglia era quasi uno psicologo, entrava in ambulatorio e non si limitava al sintomo, ti faceva domande, ti ascoltava, cercava di capire la persona prima ancora della malattia. Potevi rimanere lì anche mezz'ora. Oggi invece la situazione è completamente diversa. Vere e proprie visite lampo di pochi minuti dove il tempo è contato quasi al secondo. E questo non perché i medici siano cambiati, ma perché è cambiato il sistema. Oggi un medico di base può arrivare a gestire oltre 1500 assistiti. È evidente che con questi numeri il tempo da dedicare a ciascun paziente si riduce drasticamente e quando si riduce il tempo si riduce anche la qualità della relazione, che è parte integrante della cura. E poi c'è un altro tema che abbiamo sottovalutato per anni: la programmazione, il cosiddetto numero chiuso nelle facoltà di medicina. Per molto tempo abbiamo limitato l'accesso senza tenere conto del fatto che una generazione intera di medici sarebbe andata in pensione. Oggi si sta cercando di correre ai ripari, ma il punto è semplice: abbiamo perso tempo e nella sanità il tempo perso si paga per anni. E c'è un dato che spesso dimentichiamo: per formare un medico non bastano pochi anni. Da quando uno studente di medicina entra all'università al momento in cui è pienamente operativo come medico, passano mediamente 9, ma anche 10-11 anni. Questo significa che gli errori di programmazione li paghiamo oggi, ma li pagheremo anche nel prossimo decennio. Nel frattempo il sistema si trova a fare i conti con una carenza strutturale di personale sanitario, non solo medici ma anche infermieri, proprio mentre la popolazione invecchia e ha bisogno di più cure. E allora succede quello che vediamo ogni giorno: liste d'attesa sempre più lunghe, cittadini che si spostano verso il privato e una sanità pubblica che rischia di perdere pezzo dopo pezzo la sua funzione. Non possiamo permetterci di affrontare la sanità sempre in emergenza. Serve visione, serve programmazione, serve il coraggio di fare scelte che magari oggi costano, ma che domani evitano problemi ben più gravi. Questa sera proviamo a capire se siamo ancora in tempo per invertire questa tendenza e soprattutto quali soluzioni concrete possono essere messe in campo. Buona trasmissione. Eccoci qua, rieccoci in studio, ringrazio Alessandro Biz per il suo contributo e saluto anche Fabio Casetto che questa sera ha avuto un imprevisto e non è qui con noi in studio. Partiamo con le nostre domande, il nostro primo argomento e partiamo dai medici di base legati al territorio. Il rapporto tra numeri di medici, numero di pazienti ed ore effettive a disposizione dell'utente finale è sempre più preoccupante. Roberto? Il problema è che la medicina in generale, il medico di famiglia è il primo contatto col sistema sanitario e siamo sempre stati abituati ad avere nel medico di famiglia l'interfaccia con la quale approcciarci a qualunque tipo di problema sanitario. Oggi come oggi il medico di famiglia si trova a fare una serie di lavori, non è più un solo lavoro, fa il medico, fa il certificatore, fa il compilatore, fa il triagista, smista le richieste. Inevitabilmente è costretto a un carico di lavoro che non gli consente di fare quello che sarebbe tenuto a fare, ovvero l'assistenza, ovvero il medico, ovvero prestare ai pazienti un tempo sufficiente per comprendere le loro esigenze, per capire quali siano le loro necessità e poterle affrontare autonomamente o appoggiandosi agli altri bracci del sistema sanitario. La ripartizione che attualmente ci troviamo a gestire dei pazienti sull'esiguo numero di medici di famiglia è evidentemente sbilanciata, perché
I professionisti sono pochi, si chiede tanto a pochi professionisti, pertanto i pazienti non chiedono l'impossibile, è che quanto viene richiesto ai medici di famiglia è troppo per il loro numero rapportato alla loro numerosità. Per cui il paziente non ha più quell'interfaccia alla quale si era abituato per più di 50-60 anni, e oggi forse più che risolvere il problema cambiando sulla carta il rapporto tra numero di pazienti e numero di medici di famiglia sul territorio, dovremmo ripensare a una modalità che consenta al medico di famiglia di fare il medico prima che tutti gli altri ruoli, ma avremo anche modo poi nel prosieguo di capire quali possono essere le modalità. Grazie. E oggi tra gli ospiti che abbiamo a disposizione abbiamo anche appunto un altro punto di vista, non solo quello dei medici ma anche quello degli infermieri, dell'infermiera, in questo caso Barbara. Sì, naturalmente questo problema del medico di base si riflette poi nella corsia, si riflette poi nei pronto soccorsi, si riflette poi in tutta la struttura. Perché cosa succede? Il medico di base, le ore che dedica all'assistenza prettamente al paziente sono poche. I pazienti poi sono in gran parte anziani, ormai la popolazione, specie patavina, è veramente di un'età, diciamo anche di grandi anziani, che vanno a intasare i pronto soccorsi, intasando i pronto soccorsi anche per patologie che potrebbero essere benissimo curate a casa. Per esempio, dal mio punto di vista, dal punto di vista infermieristico, così, so che è un'idea futuristica, ma sarebbe bello avere dei poliambulatori, il medico di base, dell'infermiere di distretto, in modo che questo tipo di assistenza venga erogata nelle 24 ore. So che è una cosa, un sogno, però sarebbe la cosa più bella che si potesse fare, insomma. So che sarà un po' difficile, perché il personale medico e soprattutto infermieristico siamo proprio agli sgoccioli, ve lo dico perché in azienda siamo messi molto male. Nel mio reparto siamo andati in pensione, andiamo in pensione in 2-3 e non c'è sostituzione, e questo si riflette in tutta la situazione globale, insomma, quindi è un bel problema. E a proposito di medici di base, abbiamo qui una rappresentanza attiva sul nostro territorio, appunto, che è Jacopo. Sì, però parla prima l'economista della sanità e dopo il medico di base, perché tu hai fatto una domanda sul rapporto tra numero di medici, e di numeri bisogna parlare. Non ci sono più medici, giusto? Bene. La domanda è: qual è la nazione europea che ha il miglior rapporto numero di medici ogni 100.000 abitanti? L'Italia. Ma non si trova i medici. Dove sono finiti i medici italiani, che sono il numero maggiore in proporzione in tutta Europa? Nel privato. Quindi, quando parliamo di carenza, stiamo parlando di carenza nel pubblico, non nel privato. Primo distinguo: c'è una differenza secca tra il concetto di salute e il concetto di sanità. La sanità, poi vedremo meglio cos'è la salute, la sanità è il sistema organizzativo che dovrebbe erogare la salute. Bene, l'organizzazione del sistema sanitario è per definizione l'attività umana la più complessa, no? È la più complessa. Non fosse altro che tutti i cittadini sono portatori di interessi, ma non solo per quello. Di sanità ne conosciamo almeno due tipi, per l'appunto, come dicevo prima, quella pubblica e quella privata. La sanità pubblica, alla cui base c'è il concetto che la salute è un bene comune, è in conflitto di interessi positivi con lo star bene dei pazienti. Conflitto di interessi dettato dal fatto che più i pazienti stanno bene, meno vanno dal medico, più il medico evita di lavorare pur essendo già pagato. Mentre invece la sanità privata è in conflitto di interessi positivo con il fatto che il paziente stia male. Per la sanità privata la salute è un bene di consumo e più il paziente sta male, più la sanità privata guadagna. Come fa la sanità privata a rendere tutti malati anche quando sono sani?
con una semplice parolina, e questa parolina è prevenzione. Il sistema sanitario pubblico italiano dagli anni 80 ad oggi si sta schiantando con il peso di questa parolina, la prevenzione. E quindi contraddico parzialmente il mio collega che ha parlato prima, in realtà le richieste che ci arrivano non è vero che non siano assurde, perché alla base delle richieste c'è un non detto, c'è uno scontato, c'è un luogo comune che è formato da 3 elementi: il delirio di immortalità, invulnerabilità ed eterna giovinezza. Quando a 95 anni ti chiedono un ecocardio perché non l'ha mai fatta, insomma, facciamo un po' di prevenzione. Capiamo che siamo arrivati oltre ciò che è lecito e sensato. Quindi questo meccanismo che si morde la coda fa sì che il medico che lavora ancora nel pubblico, schiantato da questa pressione che molto spesso neanche lui, lei, insomma il medico in generale, capisce fino in fondo, scappa da questa dinamica e va nel privato aggravando il problema. È per questo che quando io sento parlare della futura nuova pletora, perché in teoria tra 6 anni dovrebbero esserci di nuovo una quantità, e per quello che ho detto all'inizio non serviva, grazie all'apertura dei numeri chiusi dell'università, quando arriverà la nuova pletora io ho dei seri dubbi che quei neomedici andranno a lavorare per la sanità pubblica, anche perché, non da ultimo, gli stipendi sono nettamente più bassi a fronte di necessità e di responsabilità nettamente più alte che nella sanità privata. Quindi ribadisco e torno nei panni e concludo nel medico di famiglia, noi siamo in Italia arrivati oltre quelle 2 quote che davano una proporzionalità al rapporto tra medici e pazienti. Le 2 quote sono il rapporto ottimale e il massimale cosiddetto. Il massimale dice che ogni medico non può avere più di 1500 pazienti, con una media tra medici e pazienti di 1200. Perché? Perché se un medico ha 1200 pazienti in media, questi pazienti possono scegliere il proprio medico di famiglia. Mentre invece se tutti i medici, come succede adesso, sono saturi, chi ha il medico se lo tiene, chi non ce l'ha è disperato e non ci può essere questo ricambio. E nota bene, questo aggrava anche l'impegno dei medici stessi. E quindi è un serpente che si morde la coda. E parliamo di anche appunto infermieri e non solo, quindi anche OS e tutte altre figure che si avvicinano a un altro mondo, quindi non quello medico ma quello infermieristico, scappano dal pubblico per rifugiarsi nel privato, come succede appunto, abbiamo appena detto, per i medici, e ancora peggio all'estero, con promesse economiche sempre più allettanti. Dove stiamo arrivando? E ripartiamo appunto da Barbara. Dove stiamo arrivando? Il problema non è solo economico, nel senso prettamente economico, perché sappiamo benissimo che gli stipendi degli infermieri in Italia sono tra i più bassi in Europa, quindi è ovvio che non è allettante come professione, perché sti ragazzi vanno all'università, studiano, c'è un impegno economico anche familiare, però poi alla fine dei fatti guadagnano veramente poco. Adesso non sto a dire quanto o come, ma veramente poco, specie appena assunti. Però non è tanto il problema economico, il problema più grande è il demansionamento. Nel 99 è stato tolto il mansionario infermieristico. Noi non siamo più mestieranti, non siamo esecutori dell'ordine del medico, con tutto rispetto, ma siamo dei collaboratori. È diventato un lavoro intellettuale. Ci richiedono delle prestazioni molto alte, a parte poi tutta la parte burocratica di cui siamo oberati, come del resto anche i medici. Quindi il problema è sì economico, ma è anche il dimensionamento. Quando io vado al lavoro e devo accudire nel mio modulo 20 pazienti, 15 pazienti, 12 pazienti e sono continuamente interrotta per dover sopperire a mansioni che non mi competono, ma badate bene, non perché
non le voglio fare, ma perché non mi competono. Non credo che il medico vada a fare l'infermiere, non vedo perché l'infermiere deve andare a coprire i buchi perché non ci sono gli operatori di supporto. E questo non vuol dire che noi infermieri lasciamo i pazienti, che ne so, sporchi o non gli diamo da mangiare, perché non è proprio così. Però voglio dire, se io ho da fare una terapia specifica, magari anche molto difficile, e sono interrotta continuamente, cioè è una cosa veramente logorante perché sbaglio, e se sbaglio pago in maniera abbastanza importante. Non per resto l'utenza è cambiata, sono cambiati i pazienti, sono cambiati giustamente i familiari, e c'è il dottor Google che impera ovunque, e quindi siamo oberati. I ragazzi scappano perché vogliono sicurezza, vogliono professionalità, vogliono crescere, e hanno ragione. E io quando sento un ragazzo che va via gli dico: fai bene, mi dispiace, è un lavoro bellissimo, meraviglioso, lo sceglierei in altre 100.000 volte, perché l'ho fatto, io vado in pensione fra pochi mesi, l'ho fatto sempre con amore, però veramente scappano per questo. Allora dobbiamo incentivarli economicamente, sicuramente, perché un ragazzo non può laurearsi giù in Puglia, adesso faccio un esempio, venire a lavorare a Padova, prendere 1.500 euro al mese, pagarsi 500 euro di una camera, e poi scappano, fanno i concorsi e vanno via, e noi continuiamo a perdere professionisti di altissimo livello, perché ci sono dei ragazzi veramente, veramente bravi. E nei quei letti lì domani ci andiamo noi, quindi non è che possiamo mettere la testa sotto la sabbia come gli struzzi, ma parlo in generale ai dirigenti, a chi ne è politici, a chi ne è responsabile. Cioè non si risolve dandogli 50 euro al mese di aumento, non si risolve così. Bisogna che questa professione venga considerata una professione, qual è? Un'opzione intellettuale di altissimo livello, perché gli infermieri sono veramente la spina dorsale della sanità pubblica. Cioè, voi non vi rendete conto come va avanti un reparto, cioè tra gli infermieri veramente, poi per carità, ovunque c'è la marcia, ovunque adesso c'è. Però in linea di massima, io parlo per me, lavoro in una realtà meravigliosa dove medici e infermieri lavorano a stretto contatto per il bene dei pazienti, veramente in maniera amorevole. Quindi il mio appello qual è? Se non volete che questi ragazzi vadano via, ci bisogna fare proprio un lavoro strutturale a livello politico, perché altro non c'è da fare, nel senso che è un lavoro che si sceglie perché piace, ci vuole la passione, non è una missione, perché i missionari sono altri, però certo fare il medico, fare l'infermiere è un lavoro per cui uno deve essere portato, cioè c'è poco da fare, non è. E quindi perché dobbiamo allontanarli, farli scappare? Io ho visto ragazzi scappare via, licenziarsi, ma non dalla mia azienda, cioè dall'Italia, e andare all'estero. Io conosco ragazzi che sono andati via, che prendono il doppio, il triplo, ma che sono garantiti, sono riconosciuti per la loro professionalità, ma anche a livello medico, cioè la cosa è globale. Quindi il mio appello è proprio questo, cioè, cari politici, non ci accontentiamo più delle briciole, né quelle economiche, né tantomeno quelle funzionali, perché siamo professionisti, e quando saremo alla frutta, che ci siamo già, non so come la metteremo, insomma. Questo è. Roberto. Ma Matteo, sugli infermieri a me quello che spaventa di più non è solo la fuga verso il privato, quanto più il disamore verso la professione, nel senso il timore che la figura professionale altamente qualificata sulla quale lo Stato investe, perché poi è chiaro che ciascuno contribuisce con le proprie forze nel percorso di studio, anche economiche chiaramente, però lo Stato mette delle risorse in campo per formare dei professionisti altamente qualificati che verranno poi caricati di responsabilità. E il mio timore non è solo appunto che loro scappino verso altri lidi economici, ma che nessuno più voglia fare questo tipo di professione. O che addirittura, questo è ancora peggio, smettano di fare questa professione. Io purtroppo personalmente nel mio piccolo conosco alcune persone che hanno cambiato completamente la loro professione, lasciando quella di infermiere
dopo anche tanti anni di lavoro, per passare a fare tutt'altro tipo di mestiere. Questo è ciò che mi preoccupa di più e sposo completamente quanto dicesse Barbara, perché l'aspetto economico nella professione sanitaria, quando una persona sceglie una professione sanitaria, che sia il medico, che sia l'infermiere, che sia l'operatore sociosanitario stesso, c'è di fondo un'abnegazione, c'è di fondo una spinta emotiva, una spinta empatica. La componente economica non può essere misconosciuta ipocritamente, perché bisogna pur vivere, e la gratifica e la valorizzazione di questi tempi non può che essere anche misurata su quella che è la gratificazione economica. Non è solo fama, non è solo soddisfazione personale, quindi è un punto cardine che vale per tutti gli strati della sanità. Però c'è l'enorme problema della gratificazione professionale. Bisogna cambiare la mentalità organizzativa delle strutture sanitarie, dai presidi agli ospedali più complessi, cambiando l'approccio all'infermiere, cambiando la posizione lavorativa dell'infermiere, facendolo uscire dal retaggio antico, obsoleto, anacronistico del subalterno al medico, piuttosto che di quello che abbia dei compiti inferiori, piuttosto che comunque subordinati alle indicazioni del medico, perché sono professioni ormai complementari. Sono professioni che si completano l'un l'altra, agiscono contemporaneamente, sinergicamente, su livelli differenti dello stesso problema e non possono prescindere l'una dall'altra. Quindi se venisse meno malauguratamente la figura di quelli che io chiamo i padroni di casa dell'ospedale, perché parlo dell'ospedale perché è la mia esperienza prevalente, l'intero assetto verrebbe meno, cadrebbe tutto l'apparato, perché il medico senza l'infermiere non ha gli occhi, non ha le orecchie e non ha le mani. Per cui gli mancherebbero una miriade di informazioni, gli mancherebbero una miriade di strumenti senza i quali non può esercitare, bravo che possa essere, nulla della propria professione. Per cui è una figura che va salvaguardata, è una figura verso la quale ancora, nonostante da tanti anni sia cambiata l'organizzazione anche del percorso di studio, la stessa pletora medica dovrebbe cambiare mentalità, ma anche l'organizzazione degli ambienti sanitari, delle strutture sanitarie, deve doverosamente essere ammodernata e deve cambiare. E questo consentirebbe anche, inevitabilmente, di dare loro uno spazio diverso, un ruolo diverso, delle responsabilità riconosciute differentemente e di conseguenza poi una valorizzazione professionale e anche economica. Dentro gli ospedali, fuori dagli ospedali, mi lancio avanguardie dentro gli studi dei medici di famiglia, sul territorio in prima persona. Sono persone, sono figure professionali che possono gestire anche autonomamente una buona parte dei problemi sanitari, vicariando anche il medico anche per venire a sopperire a quelle che possano essere le carenze assistenziali. Chiudiamo il cerchio con Jacopo. Sì, diciamo che sintetizzo anche quello che è stato detto dai miei interlocutori nei due interventi precedenti, questa cosa del mettere infermiere e medico a fianco H24 sul territorio c'è già, si chiama casa di comunità. Non ci vuole andare nessuno, cioè proprio, ma nessuno. E la corporazione, diciamo, dei medici di medicina generale con le proposte che vengono fatte ultimamente in tal senso, anziché sentirsi, diciamo, arricchiti, si sentono depauperati. Faccio un piccolo inciso. Ho provato per esperienza personale che la fortuna del giovane medico saggio è l'infermiere esperto. All'inizio della mia attività un paio di pazienti non sono morti perché avevo dei bravi infermieri che mi hanno insegnato qualcosa. Però il tipo di organizzazione che non è stata fatta
per ottemperare al PNRR, cioè il Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza, che per quanto riguarda la sanità parlava solo dei muri, non parlava di organizzazione, non parlava di medici, non parlava di infermieri, non parlava di farmaci, medici, infermieri, farmaci. Lo sapete dei 170 miliardi che ogni anno lo Stato spende per la sanità? Che percentuale viene spesa per medici, infermieri, farmaci? Il 13%. Tutto il resto sono bollette del gas, della luce, di non so cosa, non mi interessa. E quindi sì, c'è margine, direi, per gratificare, prima di tutto in solido, e dopodiché purtroppo se c'è una cosa che, l'unica cosa che conta in questa Europa è il vil denaro, così è, non c'è altro. E passiamo a un altro argomento. Il SUEM, cioè il servizio di soccorso, urgenza ed emergenza, si regge soprattutto grazie al sostegno dei volontari non retribuiti, legato anche a personale retribuito che, se solo non riuscirebbe a sopperire ad eventuali assenze dalla parte volontaria, andrebbe, manderebbe il sistema in default. Ripartiamo da Barbara. Allora, io sono stata una volontaria della Croce Verde per anni. Ancora all'inizio, quando il SUEM era ancora ai primi passi, diciamo. Anche lì è vero quello che dici, cioè il volontariato è una grande fetta che manda avanti la situazione. Però è sempre lì, è sempre questo cane che si mangia la coda, nel senso, intanto il SUEM è un lavoro bellissimo, io sono anziana, l'ho fatto da giovane, è molto allettante, però anche lì c'è poca valorizzazione, poca conoscenza anche di quello che può essere questo percorso, no? È sempre legato, non me ne vogliate medici, ma è sempre legato più a questa figura dell'anestesista, è sempre legato più a questa figura del medico, in realtà anche lì l'infermiere ha un grosso lavoro da fare ed è veramente anche quello un lavoro meraviglioso. Cosa si può fare? Niente, nel senso che è uguale a reparto, uguale alla struttura ospedaliera, c'è informazione, punto di domanda. C'è nel territorio anche una sensibilizzazione per questa cosa, ma non so. Vedo un po' di nubi. Guarda, a proposito di informazione, ecco, probabilmente proprio questo è il problema di base. C'è stato un grande boom durante il Covid, ovviamente, perché certo. Se ne è parlato tanto in televisione, c'era molto spazio e soprattutto molta gente era incollata davanti alla televisione. Certo. E quindi c'è stata la sensibilizzazione in quel periodo lì, ma poi si è andato molto a perdere. Jacopo? Questo è un argomento che poco conosco perché effettivamente l'unica esperienza che ho fatto durante il tirocinio parecchi anni fa. Noto però con una certa, diciamo, sgomento che quando lo Stato non è in grado di farsi carico completamente di un servizio essenziale, c'è un problema. E torniamo al discorso della retribuzione. Probabilmente non ci sono i soldi per tenere in piedi il sistema di emergenza-urgenza se non ci fossero i volontari. E chapeau che ci sono. Sì. Dobbiamo ricordarci anche una cosa, che non è solamente il mondo della sanità che è retto molto spesso dai volontari, ma gran parte, diciamo un 60-70% della nostra società vive e sopravvive anche grazie soprattutto ai volontari, protezione civile, ma ce ne sono le associazioni stesse che garantiscono dei servizi per la popolazione, per i civili, eccetera, eccetera. La cultura oggi è retta totalmente dai volontari, quindi non ci dobbiamo stupire di questo. Roberto? Sì, quello che dici è spaventoso anche perché quei 60-70% di quota volontaria si ripercuote dalle associazioni di categoria su quelli che sono effettivamente gli interventi del SUEM. In Italia, stando appunto a quanto diramino le associazioni di categoria,
più del 65% degli interventi di primo soccorso sono espletati da volontari. Vanno tutelati, vanno formati, vanno protetti, secondo me non andrebbero strumentalizzati, nel senso che il fatto che il sistema resti in piedi grazie a loro non dovrebbe essere una tutela per lo Stato che si nasconde dietro a questo successo, fantomatico, apparente, effimero, cioè funziona, ma funziona con un apparato che non dovrebbe formalmente esistere o dovrebbe esistere con un ruolo di vicario, di supporto, Certo. non di sostituzione. Per cui onore al merito, vanno protetti secondo me, perché alla fine c'è tanto anche lì di soggettivo, di investimento personale, di tempo, di risorse, di impegno, senza a volte nessun tipo di retribuzione o di remunerazione e a volte anche poca soddisfazione, perché comunque fanno dei turni impegnativi e bisognerebbe in qualche modo capire che anche quella tappa del sistema sanitario è una tappa che può aiutare il resto della catena, perché alla fine il sistema è una catena a cascata nella quale un tassello che venga scavalcato o che manchi si ripercuote negativamente e amplificato su quelli successivi. Quindi avere forse una maggiore capillarità del servizio di primo soccorso sul territorio porterebbe a alleggerire il carico, la pressione sui pronto soccorso, in parte anche sul medico di famiglia che magari vede risolte alcune urgenze direttamente sul territorio nelle ore in cui non sia presente in servizio e quindi anche la pressione presso il suo studio. Sarebbe sinergico a tutto il sistema. E abbiamo parlato di medici, abbiamo parlato di infermieri, abbiamo parlato del SUEM e parliamo anche, manca solo questo a chiudere il cerchio, dei pazienti. Le lunghe attese per una prestazione specialistica spingono gli utenti a ricorrere a studi privati molto costosi. Molte persone invece che hanno grosse difficoltà economiche devono rinunciare alle cure mettendo a repentaglio la propria vita. E ripartiamo proprio da Jacopo. Anche qui, in parte ne ho parlato prima, c'è una percezione di urgenza da parte di molti pazienti che è completamente alterata. Nel momento stesso in cui hanno il fastidio e non hanno da perdere tempo, non hanno da perdere tempo, e quindi pagano per andare in privato. Molto spesso il privato, per dei meccanismi, ahimè, autoreferenziali e anche un po' strumentali, e qui entro a gamba tesa nel settore, però le cose più eclatanti mi arrivano da là. Visita cardiologica, buon compenso emodinamico, che vuol dire va tutto bene, mi pare, Roberto, però c'è da fare l'ecocardio, il bubble test. Hai appena fatto l'ecocardio, tu c'è da rifare l'ecocardio, il bubble test, ciclo ergometro, mille esami e questo e quell'altro. E non è che prendono l'offerta e vanno nel privato, no, vengono da me, che tecnicamente sono pubblico, quindi stanno intasando me come pubblico. A quel punto posso essere un medico idiota e idealista che prova a spendere mezz'ora a spiegargli che se c'è scritto buon compenso vuol dire che va tutto bene, non occorrono stessi e casomai tra un anno, giusto per... Oppure c'è il medico che anche posso capire se ha rotto, senti, ciapa, fai, basta che te capi. E quello aumenta l'inutilità del sistema, andando a intasare quel po' di pubblico che magari c'è e che servirebbe a chi ne ha bisogno. Chi è che sta a stabilire, la prima figura che stabilisce chi ne ha bisogno da chi non ne ha bisogno? I medici di famiglia. Siamo lì per quello. Quindi, signori, io capisco che quello che ho detto prima, cioè se siamo saturi e non vi fidate di uno, ma non potete cambiare perché l'altro non è libero. Però imparate a fidarvi perché veramente siamo alleati, essendo noi medici pubblici e quindi in conflitto di interessi positivo col vostro stare bene. Fidatevi. Roberto, comunque un applauso. Roberto? Allora sì, condivido in realtà quello che dice Jacopo perché è molto saggio. Oggi ci troviamo di fronte sicuramente ad una richiesta esorbitante, ridondante, eccessiva rispetto a quelle che sono le possibilità di offerta del sistema sanitario nazionale e c'è uno spostamento verso il privato. In realtà
anche in questo caso c'è più che altro un'attesa tante volte, quantomeno è pari la quota di quelli che si spostano al privato cercando la prestazione a tutti i costi e di quelli che invece rinunciano alla prestazione perché non possono permettersi la quota dell'onorario del privato o perché magari attendono di poterlo fare con il sistema sanitario nazionale. Però il rilievo di Jacopo è estremamente rilevante perché effettivamente bisogna trovare una causa a queste liste d'attesa così lunghe e queste liste d'attesa che crescono di anno in anno non possono che avere un errore metodologico alla base perché la popolazione non cresce, è vero cresce la quota di pazienti anziani più bisognosi di assistenza, sicuramente coloro i quali che richiedano più prestazioni, però chi è sul campo si rende conto che tutta la lista d'attesa non è creata dalle persone anziane, anzi paradossalmente rappresentano una quota che non supera sicuramente il 40% e mi tengo largo. Quindi c'è sicuramente una richiesta che andrebbe modulata, non dico ridotta, cambiata, ostacolata, ma sicuramente modulata. E un arbitro in questa modulazione, soprattutto per quanto attenga alla possibilità di erogazione del sistema sanitario, ci deve essere e il sistema sanitario da tempo lo ha previsto e sono i nostri amati medici di famiglia. E la fiducia in queste persone e il valore professionale di queste persone è essenziale per lo Stato, ma è essenziale anche per il paziente, perché viviamo un'epoca che ha due grandi problemi. L'eccessivo ricorso alla tecnica, anche per sopperire una carenza culturale, metodologica, di tempo, di passione, di possibilità di dedizione da parte del medico, e un'epoca in cui c'è un eccessivo ricorso alla protezione, normalmente chiamata medico-legale, cioè dalla protezione da possibili rivalse da parte di chi si rivolge al medico e che magari in caso di presunto errore o errore possa rivalersi contro di lui. Questi due lati negativi della nostra professione si traducono dopo in un eccessivo ricorso alle metodiche, soprattutto alle metodiche diagnostiche strumentali, che lo specialista o il medico che si approccia al paziente, che fa una visita, consiglia, raccomanda, ma che poi il paziente recepisce come una necessità. Ed è comprensibile anche che sia così, perché per logica, per buon senso, quanto trapelasse dalle parole di Jacopo, se non ci fosse una reale necessità legata alla mia salute, il medico non mi avrebbe consigliato o raccomandato di fare questo esame. Questo è il ragionamento che mi aspetto che i pazienti facciano e quindi dopo si rivolgano a quella che è l'interfaccia col sistema sanitario, con la sanità, con la salute che loro hanno, ovvero il loro medico di famiglia, per chiedere non tanto più un consiglio, perché siamo ormai in un'epoca in cui la fiducia reciproca è risicata, ci fidiamo di più delle tecniche e dei dati oggettivi, forse un domani anche dell'intelligenza artificiale, più che del rapporto con il professionista in carne ed ossa. Ma si rivolge a quella persona per avvallare le richieste dell'altro medico e propagarle, producendo poi una richiesta che ricade negli oneri del sistema sanitario perché lui possa fare appunto gli accertamenti che gli sono stati consigliati. Però oggettivamente da medico che lavora dentro l'ospedale in un contesto convenzionato con il sistema sanitario e al di fuori dell'ospedale, prevalentemente in un contesto di convenzione col sistema sanitario nazionale, mi trovo oggettivamente, dopo 15 anni di professione, a dire che effettivamente tante di quelle prestazioni sarebbero evitabili, tanto di quel carico assistenziale, di quel carico economico per il sistema sarebbe evitabile e tante volte se ci fosse maggiore fiducia verso il professionista specialista, chiamiamolo così, quello al quale il paziente si è riferito per una problematica specifica e soprattutto verso il proprio medico di famiglia, si potrebbe giungere a miti consigli garantendo l'assoluta sicurezza e garantendo comunque un'assoluta qualità dell'assistenza e della salute che gli viene garantita, senza rischiare nulla e senza limitare le sue possibilità di scoprire il suo stato di salute, eventualmente scoprire eventuali patologie. Perché non è interesse di nessuno, men che meno del medico di famiglia, trascurare un problema o una potenziale patologia del proprio assistito. Ha solo da perdere. Non farebbe quel mestiere se avesse questa indole.
per cui è indispensabile che si ricostruisca il rapporto con la persona, medico, con il professionista medico e ci si fidi di quello che è il suo ruolo, cioè fare da consulente, da consigliere professionista del settore nella scelta di quelli che sono poi i percorsi diagnostici che il paziente dovrebbe fare. E questo risolverebbe già una enorme quota dei problemi, perché la lista d'attesa difficilmente la risolveremo, perché cresce vertiginosamente qualunque siano le risorse poste in campo, perché è un meccanismo perverso di autoamplificazione. Ogni esame che viene messo a disposizione dei pazienti, in qualunque forma di regime venga erogato, genera a sua volta ulteriori esami e esponenzialmente il numero di prestazioni cresce, la richiesta di conseguenza cresce e la lista d'attesa non potrà che allungarsi sempre più. È un ragionamento molto interessante, in effetti è questa anche la percezione dall'esterno da chi non è del settore. E chiudiamo il cerchio con Barbara. Beh, sono perfettamente d'accordo con le opinioni dei due medici. Io vivo la realtà di reparto, posso portare testimonianze dell'utenza in sé, insomma, è vero, la gente non si fida, ma per me questo è un problema sociale, no? Non ci fidiamo più di nessuno, quindi non è... Però l'utenza non si fida, quindi cerca sempre l'approfondimento, poi la salute è una cosa, è un bene prezioso, quindi ognuno di noi tende a preservarla quanto è possibile ed è vero questo, non c'è la fiducia, viene a mancare quel tipo di rapporto che c'era una volta con il medico di base ed è vero insomma che tanti esami potrebbero essere lasciati un po' sì, lì. Poi per quanto riguarda il problema delle corsie, dove comunque c'è la lista d'attesa per l'intervento, qui si entra in un altro campo, quando abbiamo dei ricoveri che si procrastinano per tanti giorni, cioè non ci sono più le strutture intermedie, non ci sono più le strutture dove mandare il paziente dopo la fase acuta, ci sono pochi posti, quindi ci sono pazienti che rimangono ricoverati anche 40-45 giorni perché sono pluripatologici, hanno patologie per le quali non li puoi mandare a casa e questo fa sì che tu il posto letto non ce l'abbia e quindi i ricoveri cosiddetti programmati saltano e quindi si salta i tempi invece di 1 mese, 2 mesi, 3 mesi. Questo qui è un problema purtroppo che sarà sempre maggiore. Bene, allora chiedo alla regia un paio di minuti di sosta pubblicitaria, non cambiate canale, restate con noi. Rieccoci in diretta e entriamo ancora di più nel vivo del nostro argomento. Etica, medicina e sanità. Quale deve essere l'equilibrio? E ripartiamo proprio da Roberto. È un equilibrio complicato da spiegare. Allora, sostanzialmente l'equilibrio dovrebbe essere che la sanità dovrebbe ispirarsi costantemente all'etica. Il problema è come conciliare quanto abbiamo illustrato nelle domande precedenti, nei temi precedenti, con quella che è la nostra concezione di etica della sanità. Provo a spiegarmi. Il paziente dovrebbe essere il nostro massimo interesse, la nostra massima oggetto di attenzione, dovremmo assecondare, accudire tutte le sue necessità, le sue aspettative. Il problema è conciliare tutte queste aspettative, necessità, importanti, grandi, piccole, reali, concrete, fittizie, apparenti, però per il paziente importanti, per ciascun paziente, con le possibilità materiali, di tempo, di poter riuscire ad assecondare tutte queste aspettative. Non è semplice, si ricorre a dei criteri che cercano di essere oggettivi, inevitabilmente mal collimano con quelli che sono i criteri dell'etica più nobili,
uno dei quali è l'appropriatezza, di cui tanto si sente parlare, perché appunto bisogna filtrare, bisogna cercare di far rientrare nei ranghi dell'appropriatezza quelle circostanze, quelle situazioni che siano meritevoli appunto dell'investimento delle risorse e che quindi possano poi soddisfare la richiesta dei pazienti, le aspettative dei pazienti. Il medico, per sua natura, nel momento in cui ha scelto un certo tipo di percorso, ha un'attitudine caratteriale, empatica, che lo porterebbe a dare tanto al paziente che ha davanti, perché è proprio quello il momento e l'elemento che più lo gratifica, anche dopo anni di professione. Non è un aspetto che si logora e si consumi. Però è costretto a fare i conti e a incastrare la sua etica e i criteri nobili dell'etica del paziente nelle possibilità oggettive e materiali di dargli tutto ciò che lui si aspetta che gli venga dato. E questo non è sempre possibile farlo in maniera completa secondo quelle che sono le aspettative, si cerca di farlo al meglio eticamente, sebbene possa sembrare pleonastico, ma inevitabilmente si deve sacrificare una certa componente che può essere di tempo, di completezza delle possibilità diagnostiche, facendo quel lavoro che appunto prima introducevamo nel discorso della fiducia, cioè cercando di far comprendere al paziente che quanto gli venga tolto o gli si proponga di sacrificare non sia per venir meno a quell'etica che dovrebbe normare l'interazione tra il medico e il paziente stesso, non sia per cassare o ridurre il livello, l'importanza, la profondità di quello che è il gesto diagnostico, ma sia per cercare di dargli il meglio per la propria salute, con le possibilità ragionevoli di investimento del sistema sanitario, ma delle possibilità che comunque la sanità pubblica riesce ad offrirgli. E il medico si pone come termine medio in questo sillogismo, per cui è un contesto particolarmente complicato, dove il paziente si aspetta attenzione, tempo, umanità, dialogo, possibilità di spiegazione, ma le carenze etiche del sistema non possono, secondo me, ma non perché sia da questo lato della barricata, ma non possono ricadere tutte sugli operatori sanitari, medici, infermieri, tutte le varie figure, devono essere comunque ripartite perché, come diceva giustamente Barbara, c'è un contesto sociale che sovraintende al rapporto tra il sanitario e il paziente. Il contesto sociale che viviamo ha logorato i principi etici che lo normavano, prima nell'interazione domestica e poi sociale della quotidianità e poi per giungere a quella sanitaria, e anche quella sanitaria ha subito questo tipo di degrado, di degenerazione. Per cui io credo che il paziente quando si approccia al medico abbia comunque una fiducia, abbia comunque un atteggiamento recettivo. Il medico, sono certo, si ponga, o il sanitario in generale, si ponga comunque con il massimo della disposizione d'animo per dare il meglio nei limiti delle sue possibilità di tempistica, di accesso alle risorse che possa permettere di dare il massimo della salute al paziente. Ci deve essere una reciproca intesa e sono certo che in questa maniera, salvo eccezioni che chiaramente non si possono evitare ma che restano eccezioni, si rispetti un'etica di interazione e si persegua comunque un ottimo livello di diagnostica, un ottimo livello di sanità per il paziente. Barbara? Sono d'accordo, io sono particolarmente toccata da questo punto di vista perché l'etica nel nostro lavoro è fondamentale e molte volte ci impediscono di applicarla in maniera corretta. Ci impediscono i tempi, la burocrazia, le risorse e sicuramente tutti noi facciamo il massimo per chi abbiamo nel letto in quel momento, perché ne ha il diritto di avere l'assistenza adeguata sia nella diagnostica, sia nella cura e anche nella morte, perché non dimentichiamo che molto spesso questa fase della vita non è accompagnata correttamente come dovrebbe essere accompagnata, proprio perché non c'è tempo, non ci sono risorse, non ci c'è personale
E quindi sì, sappiamo che lavoriamo in un'eccellenza sanitaria e per fortuna tutti dovrebbero poter essere garantita questo tipo di assistenza. Però alle volte purtroppo ne facciamo fatica e questo me ne dispiace molto perché curarsi di una persona malata non è solo curare quella patologia, ma è curare anche tutto l'aspetto umano, l'anima e la persona, perché ricordiamoci che abbiamo delle persone davanti, non una malattia. E molte volte facciamo fatica perché non c'è il tempo necessario. Jacopo, E questo tempo in alcuni casi non può esserci perché ci sono delle malattie terminali che durano anni e quindi logorano famiglie e sistemi. E da questo punto di vista colgo anche una contraddizione interna, no, della medicina, perché adesso stiamo parlando, ho aggiunto un quarto argomento, la domanda è etica, medicina e sanità, che per come è posta la domanda sono, scusate, no, medicina, però c'è la medicina, sono tre robe diverse. Quindi è una contraddizione della medicina che ha avuto talmente tanto successo nel prolungare la vita da mettere in crisi se stessa nella gestione di questo allungamento. E talmente tanto successo nel curare determinate malattie che ha dato l'impressione che tutte le malattie siano curabili. E talmente tanto successo nel aumentare la qualità di vita fino a una certa età, da dare l'impressione che la qualità di vita sia prolungabile all'infinito. È vero. E questi sono i temi etici dell'etica al di fuori della medicina, perché dell'etica medica diciamo che basterebbe il manuale di deontologia professionale, che mi pare scritto anche abbastanza bene, tanto bene che vogliono cambiarlo, ma lasciamo perdere. È l'etica globale, cioè ethos è il comportamento di tutti che influenza, e un riferimento l'ho fatto prima. Se noi crediamo di poter vivere per sempre in perfetta salute e al secondo giorno di raffreddore, ma insomma mi soffia ancora il naso, raffreddore da una settimana, ci vuole il tempo anche per la cura, come è stato detto prima. E quindi sanità, dove per sanità si intende sistema organizzativo per rispondere per dare salute, in un sistema etico che non si conosce. Passo indietro. La sanità pubblica è organizzata per aziende sanitarie. L'aziendalizzazione è stata una riforma voluta negli anni 90 per dare tutta una serie di risposte e per anche togliere la sanità dal controllo della politica. Fa già ridere così. Vabbè, e quella non è andata bene. Ma anche per iniziare a dare una risposta, diciamo, sostenibile a una esplosione di domanda che proprio in quegli anni iniziava a far vacillare i conti pubblici. Posso dire, col senno del poi, che questa cosa non è del tutto sbagliata. Se noi prendiamo come azienda pubblica un'azienda privata, per legge, ha come unico scopo di generare un profitto, per legge. Un'azienda pubblica ha uno scopo diverso, evidentemente un'azienda sanitaria ha come unico scopo di generare salute. Ma l'etica in questo si inserisce in un concetto molto preciso, cioè il concetto di mercato. E questo è un po' la quadratura del cerchio. Perché i medici non vogliono più lavorare nel pubblico e i pazienti vanno a cercare risposte nel privato? Ma soprattutto, è stata fatta un'analisi di questo perché, in altri termini? Dato che un prodotto e la salute è un prodotto, che sia un bene o un servizio, è un prodotto.
sta sul mercato se domanda e offerta combaciano. Qual è la domanda di salute nel 2026 e qual è l'offerta di salute nel 2026? C'è qualcuno che si è preoccupato di farla questa analisi? Io non lo so. Approfitto anche per dire la mia, visto che questa sera manca Fabio, lo faccio io al posto suo. Affronto l'argomento però partendo da 3 categorie differenti di mestieri, in modo da dare un punto di vista un po' più completo. Parto dal mio, giornalista. Il giornalista dovrebbe affrontare delle tematiche, informare il cittadino senza influenze esterne. Questo dovrebbe essere, diciamo, il punto etico del giornalista. Seconda categoria, il poliziotto dovrebbe difendere il cittadino e farlo sempre e comunque cercando di salvargli la vita. Terzo, il medico, ripeto, questa è un'opinione mia personale, il medico dovrebbe fare in modo di limitare, diciamo, danni fisici, adesso la sto veramente semplificando giusto per far capire anche a chi ci sta ascoltando, salvare la vita a una persona che è in fin di vita. La sto veramente molto semplificando. Ci sono però quelli che abbiamo detto, abbiamo sentito questa sera, i vizi di forma, cioè il giornalista purtroppo è sottopagato. Tra l'altro fra qualche giorno sarà indetto uno sciopero proprio per questa ragione qui, per chi è dipendente e sottopagato, e molto spesso si riduce a parlare di temi e a dire delle cose che non direbbe normalmente, ma è costretto a farlo, altrimenti non riceve quei pochi soldi al mese. Il poliziotto, a parte la parte dello stipendio che sappiamo è molto bassa rispetto ad altri paesi, ha altre problematiche, quelle per esempio che non può più agire come lo poteva fare qualche annetto fa. Non stiamo a specificare come, cosa, quanto, eccetera. Spesso viene incolpato di cose che magari in realtà non ha fatto o ha fatto nella giusta maniera, ma viene interpretata nella cattiva maniera. Il medico, e questa è una percezione mia esterna, molto spesso ha paura perché anche allo stesso modo del poliziotto, se sbaglia qualcosa viene incolpato e rischia gravemente sulla sua professionalità, sulla sua persona e ovviamente tutto quello che è legato allo stesso, quindi la famiglia, i figli, eccetera, eccetera. Poi, altro aspetto da tenere in considerazione sono invece le mele marce che ci sono dappertutto. C'è il giornalista che si vende e quindi accetta e fa la cosiddetta marchetta e parla di qualcosa che non dovrebbe affrontare. C'è la deontologia, come abbiamo sentito per i medici, c'è anche per i giornalisti, non è proprio deontologia per il poliziotto, ma ci sono delle regole. Il poliziotto molto spesso abusa, non molto spesso, può capitare, però si sentono sempre più casi, ma ovviamente rispetto a qualche annetto fa c'è più informazione, quindi vengono fuori di più. Il medico magari fa qualcosa che non dovrebbe fare, capita anche questo, ma ripeto, sono le mele marce, sono dei casi, sono delle cose che possono succedere. Cos'è di tutte queste 3 categorie che ho preso, ma ce ne sono tante altre, che può cambiare e può essere considerato, secondo il mio punto di vista, il valore aggiunto etico che unisce tutte le professioni in generale? L'umanità, che io personalmente e per i miei familiari ho visto, e adesso torniamo al discorso ospedaliero barra medici barra infermieri, ho visto molto spesso che va oltre tutto quello che è la professionalità che c'è, esiste qua in Italia. Abbiamo questa gran fortuna che il 99% dei nostri medici hanno una certa, e medici, infermieri, stiamo parlando di tutto il reparto, ha un'umanità che difficilmente, secondo me, in altri contesti si può trovare. E questo direi che, ringraziando i nostri ospiti che sono presenti in studio, un applauso se lo meritano, perché siamo umani, noi pazienti, e speriamo che lo saranno sempre esseri umani anche i medici e gli infermieri. Passiamo all'ultimo argomento, burocrazia e sanità. In Lombardia, questa è una notizia recentissima, è comparso un piano per ridurre la burocrazia in ambito sanitario. Qual è la situazione odierna?
Ripartiamo da Barbara. Beh, a livello personale, la parte burocratica ormai è terribile sia per il personale sia per l'utenza. Nella mia realtà, nel mio turno di lavoro, è che sono veloce, però un paio d'ore le perdo. Dall'altra parte per quanto riguarda l'utenza è terribile, lo dico in primis da cittadina perché per prendere un appuntamento dal medico di base, se tu non hai una laurea ormai in informatica, è un po' difficile. Parlo della mia realtà, poi perché prima c'era il mio dottore, poi adesso bisogna andare in segreteria. Ora, per una persona un po' abile va bene, per l'anziano non lo so le vostre realtà come sono, però io parlo sempre della mia esperienza. Cosa facciamo per limitare questa burocrazia? Personalmente penso che bisognerebbe incentivare un po' la parte amministrativa, perché se io faccio l'infermiera non posso fare la burocrate, quindi tutta quella parte un pochino legata a tutte queste cartelle, a tutte queste schede, a tutte queste parti giuridiche che devono solo tutelarmi e salvarmi il cosiddetto, alle volte incidono molto sulla qualità dell'assistenza. Questo è. Non lo so, bisognerebbe un po' semplificare, però si sa che in Italia Ci si prova, ma spesso non ci si riesce. è un po' difficile, però a livello sanitario, insomma, è dura. Penso che per loro, per i medici, sia ancora peggio, quindi... E allora ascoltiamo Roberto. Ma sulla parte burocratica il mio rammarico è più che altro quello che è l'utilità dell'aspetto burocratico, perché alla fine torniamo sempre a un nodo centrale che è quello della necessità di controllo, di custodia, di documentazione, di tracciamento, che sono tutti strumenti fondamentali che avrebbero una finalità estremamente importante, che sarebbe quella di poter ricostruire percorsi, organizzazioni, fasi per l'ottimizzazione, cioè la possibilità di tracciare, di documentare ogni fase di ogni percorso, di ogni procedura, dovrebbe servire a, per fare un esempio, strutturare dei registri che poi, la cui analisi consentirebbe l'ottimizzazione di quel percorso, di quel processo, nell'ottica di una migliore gestione delle risorse. Tutto questo in realtà purtroppo, e in Veneto tutto sommato siamo ancora in una realtà della quale non possiamo lamentarci, ma l'Italia è molto eterogenea e inevitabilmente però non vediamo un risultato in termini di miglioramento dell'organizzazione che sia proporzionale all'impegno di registrazione, di compilazione, di tracciamento, di documentazione burocratica appunto che ci venga richiesto. Perché sostanzialmente si cerca di assimilare la parte burocratica al processo di informatizzazione, ma in realtà si è solo cambiato il supporto, non è stata migliorata l'efficienza della gestione burocratica, anzi tante volte è ancora più laboriosa e lenta perché è soggetta anche alle difficoltà informatiche o ai ritardi o ai blocchi o alle impossibilità o alle limitazioni che ogni azienda, ogni singolo contesto possa avere. Si è perso l'elemento di interfaccia perché sperando in un'interfaccia comune che mai arriva e ancora comunque tarda ad arrivare, si è perso anche quell'elemento che era l'elemento cartaceo che passava di mano in mano e permetteva comunque di avere un'interfaccia immediata, e non si è limitato minimamente il carico burocratico, cioè tutto quel carico amministrativo meramente registrativo, documentale, che nulla ha a che fare o poco, molto poco ha a che fare con la qualità dell'assistenza sanitaria strettamente intesa. Quindi il mio dispiacere non è tanto quello di dover sottostare ai vincoli burocratici, alle imposizioni burocratiche, quanto il fatto che tutto questo lavoro, tutto questo impegno non dia quello che dovrebbe essere, secondo me, lo scopo principale di tutta questa attività, che è quello appunto di permettere il miglioramento dei processi, permettere una migliore gestione delle risorse, permettere di comprendere come le risorse vengano impiegate e
chiudere l'anello della serata, cioè tornare all'inizio del percorso e dire perché abbiamo un sovraccarico di lavoro per i medici, perché abbiamo delle liste d'attesa così lunghe, perché le liste d'attesa continuano a propagarsi, ad allungarsi, che cosa c'è che non sta funzionando. Grazie a questi dati noi potremmo comprendere e potenzialmente risolvere, e tutto questo stenta a effettivamente notarsi, a riscontrarsi. Grazie, chiudiamo il cerchio con Jacopo. Allora, sapendo le forze che ci sono in campo in Lombardia, quello che temo è la burocrazia della burocrazia. In generale, però, I have a dream. E da quando ho iniziato a scrivere la tesi di laurea che ci penso. Un software, unico, universale, di proprietà del paziente. Privacy, no. E se lo gestisce lui. In cui ogni operatore interviene e incide, scrive, registra e fa per quello che è il suo livello di accesso. Un software che permetta al paziente anche di depositare, misura la pressione, misura la temperatura, lo metto lì. Un software che permette al medico di visionare queste cose, un software che permette al medico di vedere direttamente il referto del collega specialista, e un software che magari mi possa anche mettere in contatto direttamente col collega e dire: senti, ma cosa è scritto qua? Non capisco il sé. E prima cosa, ho chiesto a un parente alla lontana che fa il dirigente in una ditta informatica tedesca, roba grossa, e gli ho chiesto: ma senti, ma una roba del genere, ho aggiunto dettagli, fatto così, fatto colà, per 7 miliardi di persone, perché potrebbe essere usato a livello globale, quanto costerebbe? 15.000 euro. Ma soprattutto un software del genere, questo l'avevo pensato prima dell'intelligenza artificiale, che evidentemente mi dà ragione alla grande, ci permetterebbe, dopo qualche decennio di utilizzo, di capire le associazioni significative a distanza di tempo. Cioè, se io riesco a registrare che a 4 anni ho mangiato il burro di arachidi, mentre lei a 4 anni ha mangiato la Nutella, e tutti quelli che mangiano il burro di arachidi a 4 anni gli viene l'Alzheimer, tutti quelli che mangiano la Nutella a 4 anni non gli viene l'Alzheimer, beh, santo Dio, avremmo le idee un po' più chiare. Questo software, costando così poco, non si farà mai. Ma non è solo questo. Scoprendo una malattia, cosa succede? È come l'aumento del PIL in Italia, no? Se fai le cose fatte bene non va bene, se le fai male devi rifarle, quindi aumenta il PIL. Stai dicendo questo? Capisco. Poi ci nascondiamo dietro la privacy, perché è impossibile accedere a tutti i dati, ma non si può. Io sulla privacy in quanto tale non ho neanche una versione, è la gestione della privacy. Il nome capito? della privacy non si può. Va bene, grazie ai nostri ospiti che questa sera hanno animato la puntata. Passiamo ai saluti finali, partendo da Jacopo Cepparo. Grazie, scusate delle polemiche, ma sono coinvolto. Barbara Barzon. Buonasera a tutti, grazie. E Roberto Bellu. Grazie dell'invito, buonasera. E ovviamente il nostro pubblico in studio. Bene, io vi aspetto alla prossima puntata dopo le vacanze pasquali, e quindi con l'occasione auguro delle buone feste pasquali, il 14 aprile alle ore 21. Vi ringrazio e vi auguro una buona notte.